Siamo con Francesco Baldacchino, presidente regionale dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, la più grande associazione di riferimento dei vini al mondo. È la quarta guida di riferimento dei vini siciliani. Da 4 anni che portiamo avanti questa nostra idea, che è quella di poter dare più spazio possibile alle aziende siciliane. Noi abbiamo una guida nazionale dove non possono accedere tutte le aziende per questioni anche di spazio, quindi abbiamo pensato di realizzare questa guida regionale proprio con lo spirito di poter dare più spazio possibile a produttori siciliani. Come avviene questa selezione? Che la curiosità è come fate la scelta dei vini che assaggiate? Intanto i vini sono assaggiati da tutti i vostri referenti in tutta la Sicilia. Noi facciamo gli inviti circa un anno fa, siamo partiti con gli inviti. Le aziende decidono che vini sottoporre, diciamo, all'analisi dei nostri e poi da lì noi iniziamo con dei panel tematici che quest'anno per la prima volta sono stati dislocati su 3 sedi diverse, Palermo, Agrigento e quella storica di Catania, quindi abbiamo avuto coinvolgimento di ulteriori degustatori. Da lì poi riusciamo a dare il nostro giudizio, commentare ciò che pensiamo ognuno di noi. È un momento soprattutto di confronto tra di noi e degustatori. Preannuncio che l'anno prossimo, anziché 3, faremo ulteriori panel dislocati nella nostra regione, perché abbiamo visto già da quest'anno che è cambiato un po' sia dal punto di vista dei degustatori che anche dal punto di vista del territorio. Anche i produttori stessi, sollecitati da coloro che rappresentano come sommelier del territorio, riescono a accettare meglio l'invito a partecipare. Quanti vini sono stati testati in quest'anno? 175 aziende partecipanti a una media di 4-5 etichette, arriviamo al migliaio circa 700-800 vini. Com'è lo stato del vino siciliano? Perché il fatto che ci sia una guida che si occupi, invitiamo anche a consultarla, fino a una guida che racconta i vini della Sicilia. Voi che siete esperti, com'è il vino in Sicilia? Secondo me in forte ascesa anche dal punto di vista qualitativo oltre che quantitativo. Viene testimoniato quest'anno anche dai riconoscimenti che noi abbiamo dato. L'anno scorso abbiamo avuto una gemma, quest'anno 6 gemme in guida. La gemma è quel riconoscimento dato a quell'azienda, a quel vino che ottiene un punteggio oltre 94 su 100. Quindi da 1 siamo passati a 6. 32 4 viti che è dato per oltre i 90 punti su 100, quindi riusciamo a testimoniare questa grande ascesa del vino siciliano. Una domanda personale, il tuo vitigno preferito? Non ti dico la cantina, che capisco che è nella tua posizione. Posso citare Nero d'Avalo, il Carricante dell'Etna, il Pignatello, il Perricone o l'Albanello. Dico, la nostra regione, come la nostra nazione, riesce a offrire una varietà di vitigni interessanti e vari. Un'ultima battuta, tanti sommelier, sempre più sommelier che si iscrivono ai vostri corsi, quindi diventate riferimento anche per loro. Sì, forte ascesa dei partecipanti ai corsi, abbiamo raddoppiato i soci, abbiamo raddoppiato nell'arco di 2 anni anche i corsi che effettuiamo in tutta la regione, quindi la nostra attualmente è un'associazione, possiamo dire, in salute. Grazie. Grazie a voi.